Allora riprendiamo con l'intervento di Elena Bonora dell'Università di Parma, che gli emiliani dicono Perma. Vero? Confermo. Vero. Allora, con Elena Bonora la mattinata si indora. E la quale ci parla dell'istoria del Concilio Tridentino e i conflitti della Controriforma. Bene, grazie. Vorrei ringraziare anzitutto gli organizzatori e ospiti, il professor Gerardo Ortaldi, Antonella Barzazzi, l'Istituto Veneto, e premettere anche che non sono una storica di tradizione sarpiana, non sono una studiosa specialista di Sarpi, e quindi la mia prospettiva, i problemi che presenterò sono abbastanza, si collocano su un piano diverso rispetto a quella che può essere una impostazione, l'impostazione prevalente del convegno, perché nel corso del mio intervento vorrei porre alcune questioni di carattere storiografico. Anzitutto, come ci appare l'istoria del Concilio di Trento di Sarpi oggi, alla luce delle trasformazioni e delle acquisizioni della storiografia sull'età della Controriforma negli ultimi decenni. La seconda domanda è se ci collochiamo entro questa prospettiva interpretativa, quella cioè di utilizzare l'istoria del Concilio Sarpiana come fonte storica, come e quanto diversamente ci parlano Sarpi e l'antisarpi, ossia il gesuita Pietro Sforza Pallavicino, autore di quell'istoria del Concilio di Trento che doveva costituire la confutazione ufficiale da parte della Chiesa dell'opera del frate Servita. Quindi nel seguito della mia relazione vorrei utilizzare entrambe le opere come fonti di natura storiografica, mettendole a confronto su alcuni temi specifici che hanno acquisito spessore e rilevanza nel corso delle mie ricerche di studiosa della Controriforma. Alcuni anni fa Adriano Prosperi ha pubblicato un importante libricino di sintesi intitolato Il Concilio di Trento, una introduzione storica, 2001. Nel quale c'è un capitolo dal titolo particolarmente azzeccato, La storia che non passò da Trento. Il capitolo si apre con la storia dell'Inquisizione. Questa scelta, del tutto impensabile all'epoca di Jedin, riflette una delle acquisizioni fondamentali della storiografia italiana degli ultimi anni, che è quella di aver stabilito l'importanza storica del processo di affermazione della congregazione cardinalizia del Santo Ufficio ai vertici dell'istituzione ecclesiastica. Un processo che, appunto, non passò da Trento. È significativo a questo proposito il titolo di un libro del 2014 di Massimo Firpo, intitolato La presa di potere dell'Inquisizione romana, evidentemente una citazione di un vecchio film di Roberto Rossellini, La presa di potere di Luigi XIV. Diversamente da qualche decennio fa, il Concilio di Trento oggi non è più considerato come l'evento periodizzante nella storia della Chiesa della Controriforma. Si cerca di capire piuttosto come mai ne sia diventato un vero e proprio mito fondativo. A che serviva questo mito? Richiamarsi al Concilio, ai suoi protagonisti e alla sua grande opera di sistemazione normativa serviva a nascondere i conflitti che avevano lacerato i vertici della Chiesa cinquecentesca. Conflitti tra istituzioni, gruppi e individui, tra i contrastanti progetti di riforma, le ecclesiologie, le ideologie e, non ultime, le grandi scelte politico-religiose cui fu chiamata allora la Chiesa di fronte alla frattura confessionale e al rafforzamento degli Stati. Ebbe luogo allora nel Cinquecento una lotta che lasciò sul campo vinti e vincitori, di cui è possibile oggi fissare la periodizzazione. Questa Iliade non fu combattuta solo nelle aule conciliari, ma anche e soprattutto entro il Sacro Collegio e nel succedersi dei papi inquisitori e non. L'ideologia del Sant'Ufficio ai vertici della Chiesa
orientò e selezionò le carriere al suo interno, investì la sfera diplomatica piegando i negoziati internazionali e i rappresentanti papali all'assioma inquisitoriale che chi dialoga con gli eretici è lui stesso eretico. Giunse a condizionare l'elezione papale. L'Inquisizione diventò un potere in grado di porre e di utilizzare a proprio vantaggio la questione dell'eresia del Papa, ogni volta che la linea del pontefice regnante e quella della congregazione rischiavano di seguire direzioni divergenti. Rispetto a questa lettura e a queste prospettive della storiografia recente, l'istoria sarpiana mostra i suoi limiti. Uso la parola limite non come diminuzio, ma nel senso di specificità storica, di collocazione di un testo entro il contesto che gli è proprio. L'operazione sarpiana di smontaggio ideologico e di demitizzazione del Concilio è volta a mostrare come Roma sia riuscita a stornare ogni proposito e velleità di autentica riforma religiosa e disciplinare. Il Concilio rappresenterebbe così, secondo Sarpi, un'occasione perduta per le riforme e per la giurisdizione vescovile, per sancire invece la vittoria del centralismo papale. Ma, e questo è il nodo centrale, la Chiesa non era una realtà monolitica. Di questa idra Sarpi non vide le molte teste. Nei consulti l'Inquisizione romana è presente come strumento nelle mani del Papa e come tale Sarpi ne mostra tutti i pericoli per lo Stato e per la società. È il tema del trattato della scrittura di cui curata da Corrado Pin, che è stata presentata da Vincenzo Lavegna. Sarpi però non si rende conto del fatto che, annidata ai vertici dell'istituzione, l'Inquisizione si era ritagliata al suo interno un'autorità e un potere in grado di minacciare gli altri soggetti ecclesiastici, incluso il Papa. Alla luce dei conflitti della Controriforma, che considero appunto rappresentativi della storiografia recente, e della lotta per la definizione dei poteri che caratterizzò la Chiesa post-tridentina, e qui sta il paradosso, messo in luce dalla storiografia negli ultimi anni, quello di una Chiesa post-tridentina che si è rivelata poco tridentina, la fonte sarpiana ci parla oggi quindi in modo diverso di quanto facesse in passato. Da questo punto di vista, come si posiziona il testo del suo confutatore, del confutatore di Sarpi, il gesuita e poi cardinale Pietro Sforza Pallavicino? Nel poco tempo che ho a disposizione vorrei proporvi un esperimento la cui utilità a vari livelli spero emergerà nel corso della mia esposizione. All'inizio della mia relazione ho anticipato di voler utilizzare entrambe le opere, quella di Sarpi e quella di Pallavicino, come fonti di natura storiografica. Ma se il Sarpi storico è stato sdoganato ormai dagli anni 50 del Novecento, a partire dagli studi di Gaetano e Luisa Cozzi, e da quello che Antonella Barzazzi ha definito il decollo di un nuovo ciclo storiografico, non altrettanto è accaduto per il testo del Pallavicino. Qui non abbiamo ancora superato quello che Boris Uljanic aveva efficacemente indicato come il binomio controversistico epocale Pallavicino-Sarpi. Né si è ancora andati oltre la constatazione della natura apologetica dell'opera dello storico gesuita. Per mezzo di una rapida campionatura e del confronto sul modo in cui Sarpi e Pallavicino si pronunciano su alcuni temi, vorrei invece mostrare che la sostanza apologetica è solo uno degli ingredienti di quel ricco piatto che lo storico gesuita imbandisce per i suoi lettori e che lo schema controversistico non costituisce il principio organizzatore della sua ricostruzione storica. Essa lo prevede, ma in questo principio non si esaurisce. Il primo tema sul quale vorrei soffermarmi è la concessione del calice ai laici. Nel sesto libro, Sarpi dà conto nel dettaglio dei dibattiti tridentini svoltisi tra il giugno e il settembre del 1562, assegnando loro uno spazio considerevole. Sono pagine molto belle. In quel momento, sotto Pio IV, la concessione ha un altissimo valore politico, perché è il presupposto necessario, dopo il traumatico pontificato carafiano, del riavvicinamento strategico del Papa con Ferdinando d'Asburgo e il figlio Massimiliano in funzione antispagnola. L'ultima fase conciliare si era aperta con le richieste dell'imperatore, dei giuristi e teologi di corte, del duca di Baviera e dei rettori dell'Università di Ingolstadt per una politica romana in spiritu lenitatis, che venisse incontro a questo rito largamente diffuso tra i fedeli dell'impero.
Una devozione radicata, quella della comunione sub utraque specie, che induceva i fedeli cattolici e gli incerti a frequentare le chiese luterane per ricevere la comunione con il pane e il vino. Per capire l'importanza politica di questa concessione è sufficiente ricordare che Pio IV sarebbe riuscito a chiudere finalmente il Concilio di Trento, nonostante l'opposizione degli spagnoli, solo grazie alla promessa del calice fatta nel 63 dal legato Morone, recatosi personalmente alla corte imperiale di Innsbruck. Dal punto di vista religioso, il problema centrale legato alla concessione del calice è l'ammissibilità del cambiamento dei riti per motivi politici. È esattamente questo il tema che Sarpi vuole affrontare qui, anche perché, come sappiamo, si tratta di un nodo cruciale del suo pensiero. Contro le sinistre interpretazioni di quanti erano, cito da Sarpi, di quanti erano contrari alla concessione, Sarpi si dichiara quindi favorevole alle posizioni di coloro che allora chiesero di seguire il precetto di San Paolo di trasformarsi nei difetti degli imperfetti per guadagnarli, ossia di governarsi con le regole della carità. Sto citando dall'edizione di Corrado Vivanti. E sintetizza così la questione. Chi non sa che la medesima cosa non può convenire a tutti i tempi. Sono innumerabili i riti ecclesiastici introdotti e aboliti, et non è contro il decoro d'un concilio l'aver creduto utile un rito che l'evento ha mostrato inutile. Cosa intende Sarpi quando parla delle sinistre interpretazioni di coloro che avversavano la concessione del calice? Si riferisce a quanti a Trento, a questa altezza cronologica, stabilivano un nesso tra le concessioni, il calice, il connubio dei preti, la liturgia in volgare e l'eresia. A quanti cioè equiparavano la concessione del calice al farsi luterani con la permissione del concilio, come ebbe a osservare un padre tridentino che si opponeva alla concessione. Ciononostante, Sarpi non coglie interamente la portata della questione e non si accorge del fatto che nella breve parentesi antispagnola e anti-inquisitoriale che fu il pontificato di Pio IV, l'accusa d'eresia contro il Papa per la sua politica in spiritu lenitatis era diventata un'arma potente nelle mani dell'Inquisizione. Una volta chiuso il concilio, Pio IV avrebbe accordato l'uso del calice ai vescovi dell'impero, anche se non nelle forme che avrebbe desiderato, a causa delle resistenze di una parte del Sacro Collegio. Dovette allora scontrarsi in un clima di crescente delegittimazione del proprio potere con gli uomini dell'Inquisizione, sostenitori del ferreo principio che non bisogna sopportare le eresie sotto nome di riti, secondo quanto affermerà di lì a poco il successore di Pio IV, il Papa domenicano e inquisitore Pio V Ghislieri. Se Sarpi non percepì le divisioni ai vertici della Chiesa sul tema delle concessioni, cosa fece Pallavicino, membro di quell'ordine che durante e dopo il concilio aveva cercato di sabotare la politica di concordia di Pio IV? Cioè i gesuiti in Boemia, ad esempio, ai fedeli protestanti che chiedevano di comunicarsi con il calice in base alle concessioni di Pio IV, erano soliti rispondere di andare a bere nelle chiese ussite. Anzitutto, Pallavicino seleziona diversamente il materiale storico. Siamo nel capitolo 9 del libro XVIII. Alla ricostruzione dei dibattiti conciliari sul calice egli attribuisce uno spazio molto minore rispetto all'opera sarpiana. Diversa selezione dei materiali, ma anche diversa prospettiva. Se a Sarpi sta a cuore una tesi che ai suoi tempi e ai tempi del concilio era considerata eretica, per Pallavicino questa tesi non costituisce più un problema. La concessione del calice ai laici è, osserva Pallavicino, cito, una questione mista di fatto e quindi deve determinarsi non come dogma di fede, ma come statuto di prudenza. In questo caso, le ragioni per le quali negli ultimi tempi la Chiesa aveva proibito il calice a non celebranti dovevano essere, secondo Pallavicino, bilanciate secondo l'età presente, valutandone l'utilità. E difatti, continua, cito, il Concilio di Costanza aveva dichiarato di serbarsi tal podestà, quel di Basilea l'aveva posto in uso, i pontefici Paolo III e Giulio II, frescamente, avevano dispensato nella stessa legge,
e a greci cattolici senza contrasto il calice si permetteva. Come ci racconta Pallavicino, questo articolo mischiato di fatto ed appartenente a deliberazione di senno, non a decisione di fede, fu infine rimesso dal Concilio di Trento, cito, al pontefice, come a più distintamente e più intimamente informato delle presenti circostanze, che non erano i padri, la maggior parte non periti di quei paesi per cui si chiedeva la grazia. Nel rimettere la materia al Papa, i vescovi si affidarono perciò alla singular sua prudenza, affinché, cito ancora, adoperasse ciò che avviserà opportuno alla Repubblica Cristiana e alla salute di quelle genti. Il riferimento allo statuto di prudenza come criterio di scelta, il bilanciamento delle ragioni secondo l'età presente, cioè la necessitas temporum, e riconoscere che le concessioni appartenevano a deliberazione di senno, non a decisione di fede. Sono tutte tesi che potevano essere sostenute impunemente ai tempi di Pallavicino, ma non all'epoca di Sarpi, quando nei confronti dei fautori della politica di concessioni verso gli eretici l'Inquisizione era solita stendere, e ciò accadeva ormai da mezzo secolo, l'ombra del sospetto d'eresia, assimilando la violazione delle verità di fatto a quella delle verità teologiche, la disobbedienza all'eresia. Nella Chiesa di fine Cinquecento, quindi, il gesuita Pallavicino, al quale nel 1651 era stato attribuito il ruolo di qualificatore del Santo Ufficio, non avrebbe potuto pienamente scrivere quella pagina sulle concessioni. A conferma di ciò, mi limiterò a citare il De veris et falsis remedis Christiane religionis instaurande et catholicos conservandi, che nel 1595 il teologo spagnolo Francisco Peña, di cui già citato da Lavegna oggi stamattina, editore e commentatore di manuali inquisitoriali, aveva presentato a Clemente VIII. In questo trattato il Peña, che sotto Paolo V avrebbe svolto le funzioni di canonista papale e di consultore del Santo Ufficio, si faceva portavoce delle posizioni, siamo nel 1595, delle posizioni intransigenti dell'Inquisizione e della Spagna contro la soluzione dell'eretico Enrico di Navarra. Si scagliava perciò senza esitazioni contro l'audacia di quanti ritenevano che publica tranquillitatis causa inserviendum esse tempori et hereticis condescendendum, illis videlicet aliquid concedendo. Cioè che per conservare la pace ci si debba adattare ai tempi e trattare con gli eretici facendo loro concessioni. E condannava al Peña l'idea che per evitare un male maggiore fosse lecito cedere alla necessità dei tempi. Dagli studi di Vittorio Fraiese sappiamo che il testo del Peña incorse nelle censure del suo nemico, l'oratoriano Cesare Baronio, ma proprio il fatto che il canonista avesse ritenuto verosimile presentare quel parere al Papa ci mostra quanto bruciante fosse allora questa materia. È evidente come le polemiche che erano divampate nella Chiesa del cinquecentesca si fossero ormai raffreddate nella Chiesa di metà Seicento, ai tempi del Pallavicino, per essere sostituite da altre questioni scottanti, come ad esempio quella giansenista. La questione delle concessioni in relazione ai riti sacramentali, del resto, si presentava ai tempi di Pallavicino con caratteristiche profondamente diverse. Quella della communicatio in sacris era infatti diventato un problema strutturale e di pratica quotidiana posto dalla vita religiosa a una Chiesa il cui raggio di azione si era ormai allargato ai paesi extraeuropei e nella quale altri soggetti ecclesiastici, missionari, la congregazione di propaganda fide, dominavano la scena. E basti qua richiamare gli studi di Cesare Santus sul levante cristiano, il problema della communicatio in sacris in queste aree. Ma il punto importante non è questo. Ciò che mi preme sottolineare è che se restiamo aderenti al rigido binomio Sarpi-Antisarpi, perdiamo la possibilità di cogliere la specificità delle due interpretazioni e le vere relazioni intercorrenti tra loro. Come abbiamo visto, Sarpi si sofferma sulla drammatica intensità di un dibattito originato dalle richieste dei principi di modificare riti e liturgie, dibattito che fu poi bruscamente interrotto rimettendo la materia al Papa. Pallavicino, da parte sua,
confuta analiticamente la lettura sarpiana del decreto per mezzo del quale la questione del calice fu infine rimessa al Papa e contro Sarpi ci tiene a mostrare che facendo ciò il Concilio non aveva derogato i propri poteri. Esiste dunque senz'altro una dimensione apologetico-controversistica nella ricostruzione del Gesuita, volta a spazzare via ogni sospetto di prevaricazione del papato nei confronti del Concilio. Ma Pallavicino non si limita a questo. Il suo approccio, come abbiamo visto, non gli impedisce di sviluppare una propria personale interpretazione del significato delle concessioni, che finisce per convergere con quella sarpiana sul tema della legittimità della variazione dei riti sulla base della necessitas temporum. Quello che emerge nel confronto tra Sarpi e Pallavicino agli occhi dello storico della Controriforma oggi è dunque, al di là della contrapposizione controversistica, l'esistenza di un'inattesa convergenza su un tema caldo riguardante la disciplina ecclesiastica con importanti implicazioni ecclesiologiche. Un ulteriore spunto in direzione della storicizzazione dell'opera di Pallavicino ci viene dalla polemica sorta all'indomani della pubblicazione dell'Istoria del Concilio tra il Gesuita e gli storici teatini, che attaccarono duramente la ricostruzione della figura di Papa Paolo IV, loro fondatore. Arrivo così al secondo esempio. Sarpi aveva delineato un ritratto acuto e spietato del pontificato del Carafa, istituendo un paragone paradossale tra Paolo IV e Carlo V. Siamo nel libro V dell'Istoria. Da una parte l'imperatore che, ritirandosi a Yuste, si era mutato, cito, di potentissimo principe in umilissimo religioso. Dall'altra l'antitesi, il fondatore di un ordine regolare, a proposito del quale il Servita mostrava come, cito, ottuagenario, fatto papa, si fosse tutto abbandonato alle pompe, alla superbia e t'avesse concetto di far ardere tutta Europa di guerra. Pallavicino non era stato da meno nella ricostruzione critica del pontificato carafiano. Siamo nel capitolo secondo del libro XIV. Del resto, in un altro passaggio della sua storia, libro V, capitolo 3, lo storico gesuita aveva chiaramente affermato come non appartenesse alla sua impresa il negar le colpe, quantunque gravi, nei papi. L'eretico e fazioso Sarpi e il suo confutatore, da fronti opposti, si trovano dunque qui d'accordo nel valutare un papato la cui ricomposizione nella memoria storica della Chiesa rappresentava un vero problema. Come ha scritto Massimo Firpo, cito, il grande modello sarpiano, cui Pallavicino intendeva contrapporre un'alternativa credibile, gli impediva di adagiarsi passivamente in formule ripetitive e ormai consunte, e lo portava a rifiutare quindi i modelli agiografici della storiografia teatina, buoni per quello che ormai Pallavicino chiamava sprezzantemente le private storie dei padri teatini. Ancora una volta, dunque, lo schema apologetico controversistico non è in grado di spiegarci la dialettica storiografica tra l'opera del Sarpi e quella del Pallavicino, entro la quale vediamo quest'ultimo criticare un papa in contrasto con altri filoni e tradizioni storiografiche a lui contemporanee. Ma torniamo al confronto tra Sarpi e Pallavicino con un terzo e ultimo tema storico: la missione del nunzio Commendone. Nell'ultimo scorcio del 1560 il vescovo veneziano Giovan Francesco Commendone riceve l'incarico di annunciare la convocazione del concilio nella Germania inferiore e di convincere i vescovi dell'impero a parteciparvi. È l'inizio di un viaggio del nunzio papale di 15 mesi che lo porta attraverso l'Europa centro-settentrionale, da Innsbruck a Praga, sino alle città anseatiche sul Baltico, poi ad ovest in Westfalia e nelle Fiandre. La selezione del materiale da parte di Sarpi e Pallavicino nell'affrontare questo passaggio è del tutto differente. Sarpi, siamo nel quinto libro dell'Istoria, descrive brevemente la missione, mettendo in rilievo il rifiuto sprezzante e pressoché unanime che i principi aderenti alla confessione augustana, riuniti alla dieta di Naumburg, opposero sin da subito al rappresentante papale. Il tema delle risposte ricevute dal nunzio sarebbe stato ripreso nel sesto libro da Sarpi. Pallavicino ha invece a disposizione un'ingente documentazione sugli incontri e sulle esperienze di Commendone in paesi e corti differenti e sulle possibilità di intervento sul piano politico-religioso che si aprivano per Roma in quest'area.
In vari capitoli del libro XV, Pallavicino attinge a piene mani a una documentazione di respiro europeo sull'effettiva situazione dell'impero 5 anni dopo la pace di Augusta, che ne aveva sancito la biconfessionalità. Una pace che il Papa Inquisitore Paolo IV, morto nel 1559, aveva rifiutato di riconoscere, respingendo l'aberrante legalizzazione dell'eresia che essa comportava. Consapevole del valore dello straordinario viaggio di Commendone, Pallavicino non manca di sottolineare come, al ritorno del nunzio, la corte papale pendesse dalle sue labbra, mentre egli, cito, faceva vedere, quasi con gli occhi, lo stato di quel mondo settentrionale. Pallavicino non tace nulla, in una completa aderenza ai dispacci del nunzio, in parte disponibili oggi a stampa nei Nunziaturberichte aus Deutschland. Invece di mettere in risalto, da apologeta, le dinamiche conflittuali interne al mondo riformato, su cui le lettere di Commendone gli offrivano ampia materia, il gesuita non esita a inoltrarsi da storico nella selva inestricabile costituita dalla geografia ecclesiastica dell'impero, solo minimamente regolata dalla pace di Augusta e dallo ius reformandi, una geografia entro la quale i confini tra cattolici e protestanti non erano ancora definiti né a livello dei governanti né a livello dei governati, né sul piano politico-giurisdizionale né su quello della vita religiosa. Pur tenendo conto dei limiti rappresentati da una minore ricchezza delle fonti a disposizione di Sarpi, le due prospettive storiografiche di Pallavicino e Sarpi funzionano in questo caso in maniera molto diversa l'una dall'altra. Il gesuita evita di accentuare l'ottica controversistica nei confronti delle divisioni dottrinali interne al mondo riformato, decide cioè di non sfruttare un vecchio cliché della polemica cattolica antiprotestante e guarda con vivo interesse a questa realtà storica. Sulla missione di Commendone, Sarpi appare invece appiattito su una lettura in chiave confessionale che lo porta a sminuire l'utilità della missione, proiettandola su un mondo della riforma compattamente antipapale che avrebbe sin dall'inizio rifiutato con fermezza le proposte del rappresentante diplomatico del pontefice. In questo terzo esempio siamo di fronte a un Pallavicino che perde un'occasione per fare l'apologeta e a un Sarpi che non perde l'occasione di leggere la missione del nunzio papale sulla base di un forte presupposto ideologico. Per ragioni di tempo non mi è possibile continuare in questa sorta di carotaggio comparativo tra le due storie del Concilio. Ci sono infatti altri esempi che ho avuto occasione di approfondire quando, svolgendo le mie ricerche, ho utilizzato Sarpi e Pallavicino come fonti storiche. Nel tempo a mia disposizione mi interessava semplicemente indicare un metodo. Ho cercato di andare oltre la dicotomia tra il grande critico del papato e l'apologeta del papato, evitando di ridurre l'impianto storiografico dell'istoria del Pallavicino ai suoi 360 punti contro gli errori del testo sarpiano e all'effetto controversistico che essi riverberano su tutta la sua opera. Ho quindi interrogato anche Pallavicino come storico, andando a verificare come affrontasse specifiche questioni, al di là dell'esibita premessa ideologica, la difesa del papato, che sta all'origine della sua storia. Con questo procedere un po' empirico ho fatto dunque reagire tra loro le due opere. Con lo stesso metodo sarebbe interessante, su alcune specifiche questioni, e forse mi piacerebbe farlo nel caso per uno scritto, complicare il confronto con una terza storia del Concilio, quella di Hubert Jedin. Una volta che si è rinunciato alla vulgata della schematica contrapposizione tra Pallavicino e il suo nemico, a emergere con forza è un aspetto che già molti anni fa Sergio Bertelli aveva messo in rilievo. Il pregio di Sarpi è dunque in questo aver attuato una potente riduzione della storia sacra a storia umana. E qui, continuava Bertelli, il Pallavicino dimostrò la sua dipendenza dall'avversario, accettandone l'impostazione politica della storia a Trento. Fare la storia del Concilio dopo Sarpi implica optare per un tipo di storia lontano dai modelli culturali e pedagogici della Controriforma, che in questo campo producevano crontassi, annali, agiografie e culto antiquario delle reliquie. Significa avvalersi di una strumentazione, parlo di fonti e di metodi, molto diversa da quella tradizionale in uso nella storia ecclesiastica, questa sì, apologetica e controversistica.
Rispetto a questo contesto, Sarpi costringe Pallavicino ad avventurarsi sul terreno alieno della storia politica e il gesuita accetta di farlo. Un detrattore coevo del Pallavicino scrisse allora come nella sua storia egli si fosse mostrato, cito, quasi commentatore e glossatore dell'istoria del Soave. È da qui e da questa percezione di un contemporaneo che si potrebbe ripartire per inquadrare le due eccezionali fonti di natura storiografica sul Concilio di Trento e le loro rispettive tradizioni esegetiche nel contesto della cultura storica della Controriforma. Infine, un'ultima considerazione. Mettere a confronto Sarpi e Pallavicino permette di capire qualcosa di più sull'istoria del Servita, sulla grandezza e i limiti di una ricostruzione orientata dalle fonti a disposizione, dalla centralità assegnata al conflitto tra Chiesa e Stato, dalla lotta contro un certo modo di interpretare la religione, ma anche da quella che oggi, alla luce dei nuovi studi, ci appare come una visione schematica dei vertici della Chiesa romana, esemplificata nell'immagine monolitica del Totato. Ho finito.